Premiazione sempre con Gianni Gross, membro della commissione del nuoto della LEN, Lega Europea di Nuoto, presidente del Plen Team Veneto e ex azzurro di nuoto che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 64, Gianni Gross, che consegna le medaglie anche in queste premiazioni. Il bronzo della farfalla junior per il Plen Team Veneto, Sara Lando. La medaglia d'argento per il 2001 team, Maria Chiara Girardi. E la medaglia d'oro in 1.04.79 per il Milano Nuoto, Emma Fabretto. Faraone che si prende tutti gli allori oltre che i tesori, ne ha approfittato subito, ma arriva la legittima proprietaria della medaglia d'oro, Emma Fabretto. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Fabretto, Girardi e Lando, oro, argento e bronzo. Premiazione 50 farfalla ragazzi, primo anno, terzo per le 3 piscine, Mattia Russo. Per le 3 piscine, secondo classificato, Cristian Fantinato. E primo e medaglia d'oro in 28.71 per il Milano Nuoto, Francesco Zucchetta. Premiazione 50 farfalla, categoria ragazzi 97-98, terzo e bronzo per la Bentegodi, Elia Giardini. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. Secondo e argento per il Plen Team Veneto, Niccolò Scaldaferro. Primo e medaglia d'oro in 26.20 per il Plen Team Veneto, Gianluca Gazzola. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my streets burn up the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight. E intanto invitiamo Zuin, Tognato, Righetto a tenersi pronti per la prossima premiazione. Noi diamo l'arrivo della Serie 2 vinta dalla Brotto, la giovanissima Eleonora Blotto, classe 99, che conclude in 4.27 e 94. Per la prima serie Eleonora Marin, Team Veneto in 1, Lucrezia Tosin, Team Veneto in 2, Irene Zaminato per il Plen Team Veneto in corsia numero 3. In corsia numero 4 per i colori della Sogeis è stata vice campionessa italiana giovanile